Abbiamo festeggiato giustamente anche per l'Italia, siamo andati a dormire vedendo tutte queste immagini di assembramenti e di festeggiamenti, ci siamo risvegliati però con l'incubo dei contagi. Il conto probabilmente lo pagheremo tra 15 giorni, almeno stando quanto ci dicono i virologi, con l'incubo che tutto possa tornare in autunno a precipitare se non ci vacciniamo, perché questa è l'unica arma che abbiamo in possesso in questo momento, la più potente, perché anche mantenendo oltretutto le distanze si riesce a far calare i contagi. Peraltro, notizia di oggi, ci sono 42 nuovi positivi, mai così male dal 10 di giugno, parliamo insomma di un mese fa, e poi abbiamo 6 nuove ospedalizzazioni. Insomma, non c'è da stare completamente tranquilli. Parleremo dei giovani in particolare in questa prima parte della puntata e di scuole, per questo abbiamo invitato per questa puntata di oggi di Screenshot Luca Gervasutti, dirigente scolastico dello Stellini. Buonasera, grazie per essere venuto alla nostra trasmissione. Buonasera, grazie a voi dell'invito. Lei ha sentito un po' la premessa che le ho utilizzato in questa prima parte, è un po' preoccupato per questi assembramenti, ma anche le chiedo subito, poi vedremo nella seconda parte maggiori dettagli dei dati, anche dalla scarsa adesione dei giovani ai vaccini, se non sbaglio vicino al 20%. Sì, la preoccupazione c'è oggi come c'era anche qualche mese fa, devo dire la verità, che le cose sostanzialmente non sono molto cambiate e questo mi preoccupa molto. Mi preoccupa il fatto che i giovani evidentemente non hanno percepito l'importanza della vaccinazione e tutto questo avrà delle ricadute negative inevitabilmente sulla ripresa delle attività didattiche. Se a questo poi si aggiunge anche il fatto che nulla è stato fatto per migliorare la situazione dei trasporti, è chiaro che andiamo verso una ripresa delle attività didattiche con un pessimismo di fondo che speriamo possa essere, come dire, spazzato via da situazioni che speriamo possano verificarsi da qui alla fine di agosto. Mi riferisco ad un aumento delle vaccinazioni, ma anche ad una presa di coscienza da parte del decisore politico circa la necessità di risolvere una volta per tutte il problema dei trasporti. Ecco, sui trasporti le farò una domanda ad hoc proprio tra pochi minuti. Io parlavo del 20% tra i 12 e i 19 anni, quindi un ragazzo su 5. Voi magari avete cercate anche se siamo in estate, magari i ragazzi stanno andando in giro, stanno andando in vacanza con i propri genitori oppure ecco, con i propri amici. Magari farete qualcosa di nuovo, diciamo, per la ripresa scolastica, per incentivare questi vaccini, magari lanciate direttamente un appello alla politica regionale? Sì, noi abbiamo cercato di sensibilizzare i nostri studenti circa la necessità assoluta di procedere alla vaccinazione. Credo che il personale scolastico da questo punto di vista abbia dato un buon esempio, perché nella nostra regione la quasi totalità del personale scolastico ha già provveduto ad effettuare la doppia vaccinazione. E rimangono i ragazzi, bisogna assolutamente fare qualcosa per convincerli a vaccinarsi. Certamente l'estate non aiuta. Molti di questi studenti con i quali anch'io ho parlato mi hanno detto che sicuramente dopo l'estate si sottoporranno alle vaccinazioni, ma l'estate come dire, è per loro un momento sacro ed è anche comprensibile da un certo punto di vista questo loro atteggiamento, è un momento sacro e non vogliono in qualche modo interromperlo con l'obbligo della vaccinazione. Quindi io credo che dopo l'estate ci sarà un'impennata per quanto riguarda le vaccinazioni da parte dei nostri studenti. È chiaro che però questo desta una certa preoccupazione perché per i primi 2 mesi io credo che vivremo ancora nell'incubo della didattica a distanza e comunque della scuola che funzionerà a singhiozzo. A proposito di didattica a distanza, adesso vediamo se con la regia mi danno anche un aiuto cercando un articolo, perché oggi mi ha colpito molto, per esempio, sulle pagine dei giornali è venuto fuori un crollo delle competenze scolastiche, i dati in base agli invalsi, dove viene fuori che il 44% dei ragazzi, quindi diciamo la metà, ha delle conoscenze, parliamo di superiore, delle conoscenze pari
sostanzialmente alla terza media. Non so se e questo sarebbe colpa della DAD. Voi avete notato un peggioramento delle competenze in questi 2 anni, ormai possiamo dire, 2 anni scolastici? No, allora, questi titoli giornalistici non fanno altro che banalizzare la questione. Dare la colpa alla DAD di questo crollo delle competenze è francamente inaccettabile. È inaccettabile perché la DAD ha rappresentato comunque una soluzione utile e positiva. L'alternativa alla DAD sarebbe stata la chiusura totale delle scuole. E, mi rifiuto di credere che alcuni mesi passati in DAD possano inficiare i risultati di un percorso di 13 anni. Perché di questo stiamo parlando: 5 anni di scuola primaria, 3 anni di scuola secondaria di primo grado, 5 anni di scuola secondaria di secondo grado. Beh, se bastano pochi mesi di DAD per rovinare quanto di buono è stato fatto in 13 anni, beh, allora il sistema scolastico va ripensato totalmente. Quindi l'errore di fondo è quello di pensare alla scuola come una sorta di monolite. In realtà non esiste un'unica scuola, una sola scuola, ma ogni singola istituzione scolastica ha le proprie caratteristiche. Io sono convinto che quando andrò a vedere i risultati ottenuti dagli studenti del liceo Stellini quest'anno durante le prove Invalsi, troverò risultati in linea con quelli degli scorsi anni. Allora, questo cosa vuol dire? Che allo Stellini la DAD ha funzionato mentre in altre scuole no? Non è vero neanche questo, semplicemente questi numeri vanno contestualizzati, non vanno presi per oro colato e soprattutto non bisogna trarre delle conseguenze così semplici, così banali, perché si rischia veramente di prendere sotto gioco quello che è sotto gamba, quello che è il vero problema di fondo. Cioè, noi abbiamo una scuola che va comunque riformata. Credo che la pandemia abbia in qualche modo dato anche una spinta verso questa necessità di riformare la scuola. Quindi è vero, la DAD non rappresenta senz'altro la soluzione migliore a tutti i mali. Siamo tutti consapevoli del fatto che è meglio la scuola in presenza rispetto alla DAD, però da qui a dire che è colpa della DAD se il 40% dei nostri studenti ha delle competenze inferiori a quelle dei ragazzi di terza media, beh, significa veramente trarre delle conclusioni molto molto superficiali. Senta Gervasutti, parlavamo prima di trasporti, voi lo Stellini state preparando qualcosa? Perché mi ha detto non si è fatto nulla fino adesso, vi dovete arrangiare voi da soli? Parlo di Stellini, ma come può essere per altre scuole, non so se ne avete parlato anche con altri colleghi. Allora, c'è da dire questo, noi della scuola stiamo osservando da spettatori quello che sta accadendo. Cioè le decisioni vengono prese altrove, in altri contesti, da persone che non si occupano in modo abitudinario di scuola e quindi noi aspettiamo e vedremo quelle che saranno le decisioni che altri vorranno assumere. Tutto questo a me pare anche paradossale, perché credo che un coinvolgimento delle istituzioni scolastiche sia assolutamente doveroso se davvero pensiamo che ogni scuola poi ha le proprie esigenze. Io credo che bisognerebbe che la Regione facesse non un passo indietro ma un passo avanti, cercando di coinvolgere le scuole e dando la possibilità alle istituzioni scolastiche di offrire soluzioni, non di creare problemi, non di frapporre ostacoli, ma di offrire soluzioni. Cioè questo lei vuol dire, scusi se la interrompo, vuol dire che ha creato solo problemi ma non soluzioni in questo momento? Cioè è una tiratina d'orecchie di fronte al decisore politico in questo momento? No, il decisore politico non ha inteso interfacciarsi con le scuole. Questo è un dato di fatto. Noi non abbiamo mai partecipato ai lavori del tavolo prefettizio se non in 2 circostanze durante le quali non abbiamo potuto esprimere la nostra opinione, ma abbiamo semplicemente ricevuto le indicazioni che hanno ritenuto di doverci dare. Io credo che se è vero quello che trapela dagli organi di stampa in questi giorni, cioè se è vero che ci ritroveremo a settembre con la necessità
di ricorrere alla didattica a distanza per il 20% degli studenti. Se ci saranno i doppi turni per le scuole della città di Udine, beh, vorrà dire che nulla è cambiato da oggi a qualche mese fa, no? Ecco, allora, se le aziende dei trasporti pubblici sono nelle condizioni di garantire il trasporto a scuola per l'80% dei nostri studenti, io credo che bisognerebbe lasciare alle scuole il compito di provvedere a trovare delle soluzioni per portare a scuola quel 20% che in realtà dovrebbe seguire le lezioni a distanza. Noi all'Ostellini abbiamo individuato la figura del mobility manager scolastico, sì, che è una figura prevista poi peraltro dalla legge fin dal 2016 e tra l'altro anche il decreto Sostegni bis prevede che le scuole entro il 31 agosto si dotino di questa figura e predispongano un piano per i trasporti. Bene, noi all'Ostellini abbiamo fatto un sondaggio tra tutti i nostri studenti, abbiamo appurato che per esempio il 43% delle famiglie dei nostri studenti è disponibile ad attuare quello che viene chiamato car sharing, cioè sostanzialmente un genitore mette a disposizione la propria macchina di 3 o 4 altri studenti della nostra scuola e quindi questo servirebbe a ridurre, se non a eliminare, il problema a cui facevo riferimento prima, cioè quel 20% di studenti che teoricamente non può beneficiare dei trasporti pubblici potrebbe ricorrere al car sharing ed ecco che con l'ausilio delle famiglie, con l'ausilio delle scuole, noi potremmo risolvere un problema che si sta trascinando da troppo tempo. Senta, abbiamo 40 secondi a disposizione, le voglio fare una domanda un po' provocatoria. Adesso si parla tanto di Green Pass anche in Italia, per ristoranti, per entrare, oppure ad eventi, oppure se le discoteche riapriranno. Un Green Pass per la scuola, cioè se sei vaccinato tu vieni a scuola, se no stai in DAD? È una domanda completamente provocatoria, è quello che lei sta facendo. Sì, non mi scandalizzerebbe. Dai giornali ho appreso che la decisione di Macron ha indotto 1 milione di francesi nell'arco di una giornata a vaccinarsi. Beh, se una decisione di questo genere dovesse portare a una risposta analoga anche in Italia, con benefici dunque anche per quanto riguarda il mondo della scuola, non troverei nulla in contrario rispetto a una decisione di questo genere. Non è più tempo di buonismo, purtroppo. La ringrazio Gervasutti per questo suo intervento, le auguro buona serata e ci rivedremo a presto, insomma, se ci saranno novità anche su altri profili che riguardano la scuola, a questo proposito proprio i trasporti. Grazie mille. Buonasera a voi. Andiamo in pubblicità, poi un po' di dati su vaccini e contagi. Questo non ce l'ho con le... Ben ritrovati con Screenshot in questa seconda parte. Continuiamo un po' a parlare ancora dei giovani legata alla questione dei vaccini. Abbiamo sentito un po' le preoccupazioni del dirigente scolastico dell'Ostellini. Cerchiamo un po' di fare chiarezza però anche sulla questione dei contagi e anche sulle varie zone bianche, gialle, arancioni e rosse, perché saremo tutti anche bianchi, però c'è sempre qualche rischio dietro l'angolo appunto per l'aumento dei contagi. Lo ripetiamo, oggi 42 nuovi positivi in Friuli Venezia Giulia, mai così tanti da più di un mese, e 6 nuove ospedalizzazioni. Dovremmo avere in collegamento con noi Clementina Sasso, astrofisica, fa parte del team Pillole d'Ottimismo. Insomma, se volete andate su Facebook e potete vedere, scaricarvi tutti i dati, tutti oltretutto raccontano la verità, però per farci raccontare esattamente abbiamo la nostra Clementina Sasso, una vecchia conoscenza. Grazie per essere venuta nella nostra trasmissione. Sento un problema tecnico, forse l'audio in questo momento, proviamo a rivedere. Sì. Eccoci qua. Io vi sento. Perfetto, ok, perfetto, adesso siamo bene collegati. Allora, prima di tutto, come ho detto, varie zone, non dobbiamo dimenticarcele, il colore, magari facciamo vedere attraverso queste tabelle, insomma, cerchiamo un po' di ricapitolare a che punto siamo.
Sì, al momento siamo tutti in zona bianca perché da metà giugno insomma, la classificazione è cambiata e quindi adesso non si dà più peso all'RT, ma si dà peso a come varia l'incidenza settimanale e soprattutto agli ospedali, a quanto sono occupati sia le terapie intensive che la degenza. Quindi per il momento tutta Italia è sotto i 50 casi su 100.000 abitanti settimanali e quindi siamo tutti insomma, in zona bianca. Ecco, facciamo vedere attraverso anche la tabella, attraverso la regia, quando si è in zona bianca, quando si è in zona gialla. Ecco, grazie a Giandomenico Ricci, appunto inferiore a 50 casi siamo in bianco, tra i 50 e i 150 in zona gialla. E poi c'è il rischio appunto dell'arancione tra il 150 e il 250 che se nel momento in cui la degenza dovesse aumentare diventa appunto rossa. Siamo un po' lontani da questa situazione, no? Dal giallo, immaginiamo, che Sasso, almeno per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, però ci sono anche delle zone a rischio. Sì, diciamo che la media in Italia dell'incidenza è tra 14 e 15, quindi siamo ben al di sotto dei 50 casi. Ci sono alcune regioni che mostrano una salita dell'incidenza nelle ultime 3 settimane, però rimaniamo sempre a valori abbastanza contenuti, insomma. E per quanto riguarda poi, una volta insomma superato il limite dei 50, poi bisogna andare a vedere l'occupazione ospedaliera, però anche lì diciamo che il caso più alto c'è un 6% in Campania, però voglio dire siamo ben lontani dai limiti di 20 e 30. Questa è proprio la tabella di cui vi parlavo prima, questi sono gli indici sensibili che si vanno a guardare, quindi quelli dell'incidenza, e qui è riportata per ogni regione per le ultime 3 settimane. E poi sulla destra invece abbiamo le 2 colonne dell'occupazione della degenza medica e poi della terapia intensiva, e i valori, come si vede, insomma, sono, se guardiamo principalmente la terza colonna, sono comunque ben lontani da 50. C'è questo piccolo incremento, anche se bisogna dire che la variazione percentuale che abbiamo sempre guardato anche qui da voi, insomma, ha quasi raggiunto un massimo e sta calando, quindi si spera che da settimana prossima anche questo piccolo aumento che avevamo visto torni a scendere. Leggevo appunto dalla tabella che lei ci ha fornito che un po' sono le regioni del sud, dalla Campania come lei ha citato, ma anche Calabria, Puglia, Sicilia, insomma, quelle che dovrebbero essere un po' più a rischio, Abruzzo, anche fino alle Marche. Sì, anche se c'è anche la provincia di Trento e di Bolzano che sono un po' più alte, ce n'è qualcuna anche con un RT maggiore di 1, l'Abruzzo, la Sardegna, però insomma siamo sempre in valori che cambiano con il tempo, e quindi poi magari chi era più avanti poi torna indietro. Ad esempio qui si vede la Basilicata che aveva raggiunto un'incidenza di 22 e poi è ritornata indietro a 10, quindi anche in questo periodo di vacanze, di spostamenti vari, magari insomma c'è più movimento e quindi la situazione può cambiare velocemente. E poi andiamo sulla questione allora dei vaccini, perché qui c'è una grande discussione, over 60 che si vaccinano poco, abbiamo sentito prima anche i giovani, oltretutto il preside dello Stellini che diceva 20% solo di vaccinati, non dico lo Stellini ma in generale, tra i 12 e i 19 anni in Friuli Venezia Giulia è troppo poco e si rischia un passo indietro notevole, soprattutto nel periodo autunnale. Quali sono i dati che lei ci può fornire? Sì, c'era appunto il grafico per quanto riguarda la situazione italiana, e lì vediamo che c'è ancora la fascia, se consideriamo soprattutto dai 50 anni in su, che poi è quella che maggiormente e che può effettivamente avere problemi proprio di salute, quindi continuare ad occupare gli ospedali. Come vediamo c'è ancora un'alta percentuale da vaccinare. Diciamo che dai 70 anni in su più o meno ci siamo, ma poi quando scendiamo sotto i 70
c'è ancora una buona percentuale di popolazione non vaccinata. Per quanto riguarda i giovani, sì, è la fascia insomma ancora da vaccinare, però se la confrontiamo appunto con quella 40-49 anni, 50-59 anni, vediamo che è quasi comparabile la fetta ancora da vaccinare. Certo, questa è la situazione in Italia, magari vediamo anche altre, due regioni a confronto, la nostra e un'altra regione. Sì, c'è il grafico per il Friuli e più o meno rispecchia quello italiano, anche se forse magari qui c'è la fascia di popolazione over 50, che stiamo parlando diciamo delle fasce azzurre, sì, che è più, esatto, e quella ancora da vaccinare è maggiore rispetto alla media italiana. Quindi insomma, e poi ovviamente, però anche qui vediamo che più o meno tra i giovani e i cinquantenni, tra i 50 e i 59 anni, il numero di persone da vaccinare è lo stesso, quindi siamo più o meno come per la situazione italiana. E a confronto c'era la Campania, sì, che insieme a Lombardia e Lazio, insomma, sono quelle con una maggiore percentuale di vaccinazioni, e lì vediamo che erano un po' più coperte le fasce dai 50 anni in su, però un po' di più, ma comunque restano ancora scoperte come per, sì, per la media italiana. Vedendo i due grafici mi balza all'occhio come in Friuli Venezia Giulia la risposta tra i 70 e gli 80 anni è stata notevole, sì, visto anche che siamo una popolazione molto anziana, oltretutto insieme alla Liguria, secondo me, anche, non è un secondo me, ma anche sicuramente siamo la seconda popolazione più anziana in tutta Italia. Se facciamo rivedere il grafico a confronto Campania e Friuli Venezia Giulia, notate invece come in Friuli Venezia Giulia, ecco, questa deve essere la Campania, no? Se non sbaglio. E vedete che tra i 50-59 anni invece c'è quello azzurrino che invece si restringe. Se si guarda invece il Friuli Venezia Giulia è veramente enorme invece questo distacco. Eccolo qua, vedete insomma sì, come proprio la rappresentazione di quello che dicevamo. Tra i 50 e i 60 anni proprio lì c'è stato quel gap insomma che è da migliorare, ecco. Oltretutto la scorsa settimana, anche durante il nostro telegiornale, sabato, avevamo dato la notizia che l'immunità di gregge si fa fatica ad arrivare in Friuli Venezia Giulia, poi non so, adesso magari con un altro grafico lo faremo vedere grazie all'ausilio di Clementina Sasso, perché noi qua in Friuli Venezia Giulia per esempio abbiamo più o meno 800.000 persone che si sono prenotate, ma ci sono 10.000 a settimana che si stanno prenotando, cioè si è assottigliata numericamente questa fetta, bisognerebbe arrivare a 1 milione, quindi ne mancano più o meno 190.000, ma di questo passo si rischia di arrivare a dicembre addirittura. Poi ovviamente il periodo estivo è sempre quello meno propenso perché la gente è via, però il rischio è notevole, no? Di arrivare a un ritardo dell'immunità di gregge. sì, e il grafico che abbiamo visto prima era fatto molto bene, l'ho trovato su JD Digital, che appunto fa vedere quante sono le persone ancora da vaccinare, quindi quelle azzurre, mentre già vaccinate sono quelle rosa e gialle, e quelle rosa sono vaccinate totalmente. Ed era interessante perché appunto c'è il limite dell'immunità di gregge da raggiungere, e quindi quante persone ancora dobbiamo vaccinare. Quindi per arrivare ad un'immunità del 60% più o meno ci basterebbe dare la seconda dose alle persone che sono in attesa, e considerato che se andiamo a guardare Israele e il Regno Unito, che insomma sono quelle nazioni a cui noi guardiamo e che già consideriamo con la doppia vaccinazione più o meno fuori, insomma, anche perché loro sono in una stagione più avanzata, quindi magari si può non considerare l'effetto della stagionalità, ma solo quello dei vaccini. Loro sono a più o meno tra un 50 e un 57% di vaccinazioni. Quindi se noi riuscissimo a raggiungere il 60%, diciamo le prospettive già sarebbero più rosee, proprio come sta accadendo in questi paesi. Quindi
Sicuramente adesso molte persone devono avere la seconda dose perché la prima è stata con AstraZeneca e quindi deve passare più tempo, i 3 mesi insomma tra prima e seconda dose, però già questa potrebbe essere un ottimo traguardo, riuscire a vaccinare completamente il 60% della popolazione. Effettivamente sì, e convincere anche chi non si vaccina. Io non so com'è la situazione in Campania, ma qua in Friuli Venezia Giulia, per esempio, anche per categorie, se noi siamo i primi, lo abbiamo sentito prima da Gervasutti, Presidio Stellini, per quanto riguarda gli insegnanti, quasi il 100% hanno risposto, non è così per i sanitari, siamo la pecora nera a tal punto che, notizia di oggi, che 46 infermieri non vaccinati saranno sospesi a Pordenone. L'azienda sanitaria Friuli Occidentale infatti ha inviato le prime lettere. E questo, come ha detto probabilmente Gervasutti prima, è ora di finirla con i buonismi e si inizia con le prime decisioni. Sasso, io la ringrazio per questo suo intervento e soprattutto per aver raccontato i dati, perché i dati da soli non dicono nulla se appunto non vengono spiegati bene come fa lei. Grazie mille. Grazie sempre a voi. Bene, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione. Screenshot, torno domani, solita ora, 19:45, poi l'appuntamento vi aspetto venerdì. Grazie, arrivederci.